Una popolazione anziana frammentata in un territorio fragile. Le caratteristiche dei comuni e delle comunità dell'entroterra ligure fanno sì che per il futuro si pensi sempre di più ai servizi sociosanitari di prossimità, offerti da una rete diffusa sul territorio formata da enti e soggetti diversi. Alcuni progetti stanno raccogliendo dati preziosi, anche grazie alle ricerche degli specializzandi. Nerone in Salute, ad esempio, è al centro di una tesi. Il progetto è cominciato a fine marzo, la pubblicizzazione, poi siamo partiti ufficialmente a inizio aprile e l'obiettivo del progetto era un obiettivo ambizioso, quindi la presa in carico di tutta la popolazione over 65 anni. Nerone è un paese di 891 abitanti, gli over 65 erano 345 e a 6 mesi, a chiusura a fine settembre, abbiamo finito gli arruolamenti, siamo molto soddisfatti di aver raggiunto un 77% di arruolamenti, quindi 77% della popolazione over 65 ha deciso di aderire al nostro progetto. Adesso siamo in fase di inserimento e analisi dei dati al fine di ottenere poi la stratificazione della popolazione che ci permette di raggiungere il fine ultimo di questo lavoro, che è quello di andare a fare degli interventi mirati e personalizzati sulla popolazione in base ai bisogni di salute che abbiamo raccolto in fase di analisi. In Val di Vara, Val d'Aveto e Val Fontana Buona si sta sperimentando il modello delle comunità in salute, in cui i servizi raggiungono i cittadini e non viceversa. Anche in questo caso il progetto è diventato oggetto di tesi. Sono 3 anni che portiamo avanti questo tipo di progettualità, è coinvolta tutta la cittadinanza e cosa viene fatto? In poche parole andiamo non a fare solo un'analisi di epidemiologia sociale, quindi non prendiamo solo i libri e guardiamo i bisogni, la stratificazione della popolazione, ma andiamo capillarmente sul territorio a incontrare i cittadini e capire quelli che sono i loro bisogni e andiamo a riorganizzare i servizi, andiamo a organizzare delle campagne di salute con i mezzi mobili, mandiamo le squadre a domicilio, è proprio un'ottica di visione diversa della sanità. Progetti e tesi che potrebbero costituire un punto di partenza per il modello del futuro. Sicuramente durante il percorso abbiamo incontrato alcune criticità, quindi in un secondo momento, in una nuova replicazione del progetto, arriveremo sicuramente più preparati. Quindi questo progetto è il progetto pilota e ci ha insegnato tanto e ci prepara per replicarlo in altre realtà più preparati che mai.